Direi di iniziare. Buon pomeriggio, io sono ingegnere Elisabetta Mattiussi, rappresento oggi pomeriggio il Collegio degli Ingegneri e sono qui per introdurvi l'ingegner Sandro Veronese che ci parlerà di una tematica particolarmente interessante e in qualche senso anche innovativa perché ci mostrerà un aspetto diverso dell'utilizzo del metodo del georadar applicato all'archeologia. Io non voglio portarvi via altro tempo, perciò lo lascerei iniziare. Se avete domande, scrivetele pure in chat, poi io ci do sempre un occhio, magari se l'ingegnere non le vede, lo interrompo io a un certo punto per fargli notare qualche domanda che è stata fatta. Perfetto, buon inizio del corso. Grazie ingegnere Mattiussi. In realtà non parleremo soltanto di georadar in ambito archeologico, ma in tutti gli ambiti che interessano l'ingegneria. E oltre al georadar, al metodo georadar, parleremo del metodo geomagnetico, anche questo in vari settori che interessano l'ingegneria e anche l'architettura. Ok, entro subito in media res, come si suol dire. Qui vedete in questa schermata, spero che si veda, c'è un po' la spiegazione di quello che è il metodo georadar. In realtà gli anglosassoni e un po' tutti a livello internazionale usano la terminologia Ground Penetrating Radar. Il georadar è un termine che può essere in linea di massima si riferisce allo strumento più che alla metodica, però sono questioni tutto sommato di lana caprina, per cui possiamo andare avanti. Come funziona il metodo georadar? Vabbè, funziona sull'invio nel sottosuolo di onde elettromagnetiche. Più che onde sono impulsi elettromagnetici ad altissima frequenza, si parla dell'ordine di grandezza dei milioni di hertz. E queste onde, o questi impulsi meglio, quando nel loro viaggio verso la profondità incontrano degli oggetti, una parte di quest'onda viene riflessa. Quindi il radar generalmente ha il georadar al suo interno ha una antenna trasmittente ed una ricevente. L'antenna trasmittente invia in continuo il segnale e l'antenna ricevente rimane in ascolto dell'arrivo degli echi. La cosa interessante, la si vede in questa immagine, spero che si veda, è che il radar si vede l'oggetto ben prima di arrivarci sopra. Il radar si muove in questo caso da sinistra verso destra. Perché? Perché gli impulsi si propagano all'interno di un cono. È come se si osserva la propagazione della luce prodotta da un fanale di una bicicletta, insomma. Il fanale illumina non soltanto davanti a noi, ma anche ai lati. Questo fa sì che il radar senta, veda, percepisca la presenza dell'oggetto prima di esserci sopra. In che modo? Vabbè, qui abbiamo un esempio. Abbiamo un oggetto sepolto che può essere, ad esempio, una tubazione, che in questo caso è ortogonale al piano del disegno. Noi, il radar, il georadar meglio, viene trainato sulla superficie del terreno naturalmente e taglia, diciamo, in qualche modo l'oggetto come il coltello taglia il salame, non in senso longitudinale, ma in senso trasversale. Cosa fa il radar? Il radar registra gli echi e ne determina la distanza in tempi. Cioè, quando il radar è in questa posizione, registra il tempo di andata e ritorno del segnale elettromagnetico e lo posiziona in questo punto. Poi, quando il mio georadar è sopra all'oggetto, in questo caso
sempre il tubo, il tempo di andata e ritorno, cioè il tempo perché l'onda o l'eco o l'impulso che proviene dall'antenna trasmittente raggiunga l'oggetto e venga e si crei la riflessione, è chiaro che siccome il georadar è più vicino all'oggetto, il tempo è inferiore. Alla fine, naturalmente, questo è l'eco che un oggetto come una tubazione intercettata secondo l'asse minore, secondo la sezione, produce nel radagramma. Come potete vedere è un eco molto, molto chiaro. Naturalmente poi quando si va ad analizzare le sezioni radar non è qui tutto semplice. Comunque, importante sapere, poi ne vedremo di sezioni radar nel corso della lezione. Importante, non l'avevo detto, lo dico adesso, l'asse dell'X è la lunghezza in cui l'antenna viene trainata. In questo caso è stata trainata per 5 metri. Nell'asse delle ordinate abbiamo i tempi di andata e ritorno del segnale e sull'altro asse abbiamo la profondità. Allora, il radar è molto bravo a misurare i tempi di andata e ritorno del segnale. Dovete pensare, si tratta di nanosecondi, cioè di secondi alla meno 9, miliardesimi secondi, quindi è uno strumento veramente efficiente. Però noi abbiamo bisogno della velocità per sapere la profondità dell'oggetto. Cioè sappiamo che l'oggetto è stato intercettato a 10 nanosecondi, ma se non sappiamo a che velocità va l'onda nel sottosuolo, non siamo in grado di definirne la profondità. E però ci sono delle subroutine nei programmi che permettono, sulla base della forma dell'eco, in questo caso, di risalire alla velocità con cui il nostro segnale elettromagnetico si propaga nel sottosuolo. Ripeto, la velocità con cui l'onda elettromagnetica, il segnale elettromagnetico si propaga nel sottosuolo, la si determina con una subroutine o subroutine del programma. È una cosa molto semplice, non è nulla di eccezionale. Se vogliamo essere un po' più attenti alla teoria, e dopo tra un minuto tralascio e passiamo ai risultati, a degli esempi di indagini fatte. La velocità con cui l'onda si muove nel terreno in realtà è data dal rapporto tra la velocità della luce nell'aria e la costante dielettrica del mezzo. Un esempio, la luce si muove in aria o nel vuoto a 30 centimetri nanosecondo, cioè ad ogni miliardesimo di secondo si sposta di 30 centimetri. La costante dielettrica del materiale, qualcuno si ricorda la formula che dà la forza di attrazione tra due cariche in base alla distanza, cioè la legge di Coulomb, insomma, sa che questo parametro è lì dentro. Allora, nel caso dell'acqua, la costante dielettrica relativa vale 81. La radice di 81 è 9 e pertanto 30 diviso 9 fa circa 3,3. Cosa vuol dire? Che il segnale elettromagnetico nell'acqua si muove a 3,4 centimetri nanosecondo, si muove molto lentamente. Questo per inciso. Poi un altro problema legato alla velocità è la lunghezza d'onda. Noi conosciamo quindi la velocità con cui il segnale si muove perché abbiamo delle subroutine che ci permettono di ottenerla. Conosciamo la frequenza perché è la frequenza del segnale immesso e dopo ne parleremo. Siamo in grado di misurare la lunghezza d'onda del segnale. Perché è importante la lunghezza d'onda del segnale? Perché le dimensioni minime dell'oggetto che io posso vedere nel sottosuolo sono intimamente legate al valore della lunghezza d'onda. Lunghezza d'onda piccole, dell'ordine,
dei 5 centimetri permettono di vedere oggetti di dimensioni anche di 2-3 centimetri. Se la lunghezza d'onda del segnale che io immetto nel sottosuolo è dell'ordine del metro, perché ad esempio la frequenza è non è più piccola, relativamente piccola, è chiaro che io non sarò in grado di vedere oggetti molto piccoli. Ad ogni buon conto, passando, eccolo qua, le antenne, questo è il mio georadar che uso, e il georadar si caratterizza in base alla frequenza del segnale emesso. Quindi abbiamo antenne a bassa frequenza, con frequenza compresa tra 25 e 100 MHz, e lì gli oggetti, perché li si veda, devono avere dimensioni, un ingombro del metro. Se passiamo alle antenne a media frequenza, cioè tra i 200 e i 600 MHz, allora gli oggetti possono essere visti anche se sono piccoli. Perché? Perché il valore della lunghezza d'onda, all'aumentare della frequenza, a parità di velocità naturalmente, diminuisce. Poi abbiamo antenne ad alta frequenza tra i 900 MHz e i 2 GHz. Queste antenne in genere però si utilizzano per l'analisi degli alzati, dei muri, per vedere se all'interno dei muri ci sono dei ferri, ad esempio, cose di questo genere. Ecco, con queste antenne ad alta frequenza si vedono oggetti molto molto piccoli. Ma bisogna pagar pegno. In che senso? Allora, le antenne a bassa frequenza hanno la capacità di penetrare nel sottosuolo fino a 10 metri mediamente. Le antenne a media frequenza arrivano a 4-5 metri, le antenne ad alta frequenza non superano il metro. In altre parole, se l'oggetto della ricerca è profondo, diversi metri, dovrò usare un'antenna a bassa frequenza, sperando che le dimensioni dell'oggetto che io sto cercando siano compatibili con la lunghezza d'onda del segnale. Se io ho, ad esempio, un condotto di diametro 10 cm a 5 metri di profondità, è inutile, non lo vedo. Allora, ripeto, se l'oggetto invece è vicino alla superficie, userò antenne a media frequenza. In altre parole, insomma, il georadar è paragonabile alle vecchie reflex di tanti anni fa. Chi è appassionato di foto sa che per fare una foto di un oggetto vicino, di qualche metro, bastava un 35 mm. Se si voleva fotografare un oggetto molto lontano, occorreva un altro tipo di termine non viene, ma bisognava cambiare il tipo occorreva un teleobiettivo, chiaro. Se invece volevamo fotografare un oggetto molto vicino, usavamo il grandangolo. Quindi anche in ambito, anche col georadar, chi fa queste indagini deve chiedere sempre al committente che cosa lei pensa ci possa essere nel sottosuolo, oppure fino a che profondità intende esplorare il sottosuolo. Se intende esplorare il sottosuolo a profondità dell'ordine di 5, 6, 10 metri, occorre usare giocoforza, usare antenne a bassa frequenza, che però non sono in grado di rilevare oggetti che hanno dimensioni inferiori al metro. Se invece vogliamo, il committente dice no, io voglio concentrare la mia attenzione nei primi 2 metri, allora userò un'antenna a media frequenza che è in grado di arrivare a 2, a volte anche di più metri, e che soprattutto vede oggetti molto piccoli. Questa è un po' la filosofia, insomma. Adesso spero di essere stato abbastanza chiaro, poi sono disponibile sicuramente a rispondere. In genere il problema di chi
si occupa di queste cose è di dare per scontata la conoscenza di aspetti che in realtà non lo sono. Ognuno di noi gestisce e coltiva il proprio orticello, per cui non abbiate timore, non credo proprio, di fare le domande che pensate possono aiutarvi a meglio comprendere. Ecco, qui ho in questa seconda slide, non so, i tempi si chiamavano così, abbiamo sono i diversi radar che nell'arco della mia attività ho usato. Io ho iniziato a fare indagini georadar nel 1990 con uno strumento che era analogico, cioè le sezioni radar non si vedevano su uno schermo, sullo schermo del computer, ma venivano stampate subito su carta tipo fax. È chiaro che una volta stampate, quello era il risultato. Non si poteva rielaborare come adesso è possibile le sezioni radar e ci si accontentava di quello che sulla carta veniva stampato. Dopo un certo numero di anni, grazie a un geofisico americano, sicuramente uno dei migliori in questo settore, mi ha detto, guarda, dice che è possibile trasformare il tuo radar analogico, questo, che tra l'altro pesava 30 kg, quindi insomma era un bel peso, in digitale, e mi ha dato gli input per farlo. È stato costoso, ma alla fine le sezioni radar che prima ottenevo unicamente su carta, le ho portate all'interno del computer e in questo caso le sezioni, una volta registrate, potevano essere elaborate fino a ottenere il massimo della chiarezza della sezione, insomma. Anche perché nelle sezioni radar di campagna più delle volte si vede poco, perché ci sono si chiamano noise elettromagnetico, rumori elettromagnetici, perché già se uno si avvicina nel mentre si fa una registrazione radar con un telefonino aperto e parla, si possono vedere delle interferenze. Insomma, le nostre città sono fortemente antropizzate e quindi il rumore, il disturbo elettromagnetico è all'ordine del giorno. Allora dicevo, questo è il radar analogico digitale, e questi due sono due radar digitali. Attualmente utilizzo questo. Voi capite che fare indagini georadar con questo strumento è, come si dice dalle nostre parti, un ballo di carnevale. Basta andare su e giù lungo prefissati naturalmente percorsi, trainando o spingendo il carrello, e tutto viene bene. Insomma, prima invece era un po' un problema. Pensate che nel 98, mi pare, io ho avuto l'incarico e ho realizzato con il SIR analogico, con questo signore, indagini georadar di tutta la piazza San Marco. Chi è a Venezia sa che misura di più di 2 ettari. Insomma, e noi si lavorava di notte, dall'1 alle 7, perché di giorno, per via della gente, era impossibile. Va bene, adesso andiamo a vedere quali sono gli ambiti di applicazione. Allora, li ho elencati in maniera casuale, non c'è nessuna pretesa di che un'utilizzazione simile dell'altra. Dunque, intanto li si usa il georadar nella individuazione delle reti di sottoservizi, fognature, gas, acqua, telefono, molto altro ancora. Esse possono essere, e si possono vedere sì se sono in metallo, è chiaro che i sottoservizi in metallo si vedono benissimo, in calcestruzzo anche, ma anche in plastica. È chiaro però che, come dire, mentre sul campo la presenza del sottoservizio lo si vede subito se il sottoservizio è in metallo o in calcestruzzo, se la tubazione è in plastica è un problema che si risolve però in fase di rielaborazione delle sezioni.
Poi per cosa altro si può utilizzare? Beh, per la ricerca di cisterne, bidoni, fusti. Questo mi viene chiesto, ad esempio, quando sto investigando vecchie aree industriali dismesse, poi ne vedremo degli esempi. Ancora, si possono vedere molto bene le cavità, sia naturali che artificiali, dappertutto, in campagna, ma non solo, ma anche sotto le piazze e le strade. Poi si vedono molto bene le tombe e le cripte nelle chiese. A volte nelle chiese vengo chiamato a fare queste indagini perché, ad esempio, ci sono degli avvallamenti nella superficie che fanno pensare alla presenza di vuoti, quantomeno, e hanno paura che installando delle armature che possono pesare, queste ci possono essere degli abbassamenti, oppure addirittura l'armatura possa crollare. Quindi quando si ha il sospetto, perché osservando la superficie si vede che ci possono essere delle cavità che in genere sono, come dire, si possono intravedere perché ci sono delle variazioni, degli avvallamenti. In quel caso è abbastanza intelligente fare un'indagine per vedere effettivamente se ci sono delle cavità e quanto sono grandi, se sono compatibili con delle strutture da costruirci sopra, con delle armature o altre cose. In genere queste cavità corrispondono a tombe e cripte, però a volte ci sono anche cavità dovute a dilavamenti per altri motivi, insomma. Poi un'altra cosa che mi è stata richiesta e che si fa seppur raramente è individuare all'interno dei cimiteri le tombe prive di sepoltura. A me è successo tanti anni fa a Roma, all'interno del cimitero acattolico, che è il cimitero dove venivano e vengono tuttora sepolti i protestanti, i non cattolici, insomma. È quel cimitero nei pressi dell'unica piramide, la piramide di Caio Cestio. Bene, all'interno di questo cimitero, che è molto bello, fra virgolette, è un classico cimitero all'inglese, col prato tenuto. Ci sono aree che sembrano, ci sono aree dove le lapidi testimoniano la presenza di sottostanti tombe, sepolture, ma ci sono anche zone molto grandi senza lapidi. La domanda era, e la domanda me la fece l'Istituto di Cultura svedese, la domanda era, ma è possibile verificare se effettivamente in queste zone dove non ci sono le lapidi, non c'è nulla o c'è qualcosa? Boh, adesso non vi dico nulla, poi lo vedremo alla fine, durante gli esempi, cosa è venuto fuori. Poi, molto importante invece, è la ricerca di strutture archeologiche. C'è un decreto legge 50 del 2016, articolo 25, verifica preventiva dell'interesse archeologico. Allora, se uno lavora in una zona che sa essere a valenza archeologica e se non vuole incorrere nelle ire, diciamo così, della sovrintendenza, nel caso in cui qualche cosa venga alla luce durante lo scavo di una fondazione, di una platea, ripeto, se si sta lavorando all'interno di aree che si sa avere una valenza archeologica e se non si vuole correre il rischio che scavando le fondazioni vengano alla luce delle strutture, dei reperti, che voi sapete benissimo, questo comporta il blocco dei lavori, è meglio, lo dico pro domo mea, ma posso assicurare che è meglio veramente, un'indagine preliminare con il radar, ad esempio, il quale è in grado veramente di vedere se esistono delle strutture archeologiche. Poi vedremo una serie di esempi realizzati. Infine, un'altra
un altro utilizzo è sulle discariche abusive. Si cerca di capire la loro estensione e che tipo di, ma non sempre, di materiale è stato sepolto. Poi un'altra isolata può essere, scusate, utilizzato per il controllo dello strato di degrado delle piste degli aeroporti. A me non è mai successo, ho lavorato in 2 aeroporti, a Verona e all'aeroporto militare di Piacenza, ma per altre motivazioni. Si usa il georadar anche per la presenza di contaminazioni del sottosuolo nelle aree di servizio. Devo essere però chiaro e onesto che non è sempre fattibile. A volte si riesce a vedere se a causa della perdita di una qualche cisterna c'è stato uno svasamento di petrolio, di gas, ma non è sempre così semplice. Molto dipende dal tipo di terreno. Poi viene usato anche per controllare i corpi arginali, per verificare la presenza di cavità dovute da animali tipo le nutrie o da infiltrazione d'acqua. Anche qui però siamo di fronte a problemi non sempre risolubili, però a volte sì, a volte il risultato è, diciamo, inferiore alle attese, a volte invece è quello che si pensava. E poi infine ho scritto per il controllo dello stato di degrado di muri e murature, che viene fatto generalmente con quelle antenne ad altissima frequenza, ma che attualmente non si... personalmente ho avuto soltanto una volta una richiesta di questo tipo. Allora, mi ero dimenticato di dire prima, quando parlavo del radar, della velocità, della sua lunghezza d'onda e compagnia cantando, che c'è un altro elemento che influenza l'indagine georadar, e cioè la natura del sottosuolo, o se vogliamo, la conducibilità elettrica. Quindi anche qui un parametro elettrico. Prima abbiamo visto la costante di elettrica relativa e adesso vediamo la conducibilità elettrica. Mi spiego. La conducibilità elettrica nel sottosuolo, nei nostri terreni, è generalmente per lo più legata alla presenza di acqua. Allora, in linea di massima, se un terreno è impregnato d'acqua, beh, lì non c'è poco da fare, il radar non funziona. Non funziona perché il segnale che viene prodotto da un'antenna trasmittente e inviato nel sottosuolo si dissipa subito, perde la sua energia per effetto Ohm, è incredibile, ma è così. Viceversa, nei terreni secchi le cose vanno molto, molto meglio. A volte, e questo l'ho verificato più di una volta, no? Più di una volta, è meglio aspettare qualche giorno, anche qualche settimana, che il terreno, dopo magari un forte diluvio, si asciughi. Così siamo sicuri che la profondità di investigazione, la profondità di esplorazione del radar è quella che noi vogliamo, perché se facciamo l'indagine quando il terreno è imbibito al massimo di acqua, non otteniamo niente. Inoltre, ci sono suoli, i migliori sono i suoli limoso-sabbiosi, dove il radar funziona molto bene. Nei suoli argillosi il radar funziona ancora, ma la sua capacità di penetrazione diminuisce di molto. Per cui anche questo qui è un esempio, insomma, come dire, il georadar, il metodo non va utilizzato cum grano salis, come dicevano gli antichi. Naturalmente, se uno ha un'idea di come è il sottosuolo, è meglio che lo dica a colui che farà l'indagine georadar, perché così
il geofisico, chiamiamolo pure così, potrà decidere se aspettare, quando farle, aspettare, non so, non mesi, però il tempo necessario, perché altrimenti si rischia di lavorare per nulla e alla fine naturalmente il geofisico va pagato, e naturalmente il cliente ci rimane male, e un cliente come dire, che ci rimane male non ritornerà più. Ok, quindi l'importanza del tipo di sottosuolo, del tipo della sedimentologia del sottosuolo, nel senso che i terreni sabbiosi, limosi non hanno problemi, non producono problemi. I terreni argillosi bisogna stare un po' attenti a come ci si muove. Adesso qui sono stato un po' così cattivo perché ho riportato 2 esempi dove non c'è stata nessuna esplorazione del sottosuolo, forse volevano, risparmiare. Alla fine cosa è successo? Qui a Rovigo, dove io abito, l'Ater, qualche tempo fa, diversi anni fa, ha acquistato un terreno per costruire 14, costruire un grande condominio con 14 appartamenti. Allora, quando hanno iniziato a scavare per le fondazioni, hanno trovato che l'area era, come dire, attraversata da una serie di reti di sottoservizi, anche di notevole importanza. Questo ha naturalmente comportato il blocco dei lavori. I sottoservizi sono stati portati fuori dall'area del sedime dell'edificio. Poi sono intervenuti altri problemi di natura, forse non lo so, avevano finito i soldi, insomma. E il fatto sta che adesso, a distanza di, credo, 10-15 anni, la situazione è questa qui. Il grosso edificio non è più stato edificato, rimane questa intelaiatura, come dire, a testimonianza, come dire, dell'insipienza, devo essere sincero, di chi ha fatto il progetto. Perché insipienza? Perché se uno va a occupare un'area all'interno di zone antropizzate, la prima domanda che si deve porre è: ma qui sotto ci saranno dei servizi? E se ci sono, a che profondità? E in base naturalmente alla presenza dei sottoservizi, la cui esistenza è facilmente ottenibile con il radar, poi i progettisti progettano il loro edificio. Non è detto, nessuno pretende che per la presenza di sottoservizi infissi totalmente il progetto, ma il progetto va anche del progetto si deve tener conto di quello che c'è nel sottosuolo. L'altro esempio invece riguarda un complesso scolastico a Piazzale sul Brenta. È di poco tempo fa. A Piazzale sul Brenta si è verificato meglio un incremento, ahimè, di certe forme tumorali e pare, c'è il tutto adesso è, come dire, c'è la magistratura che sta intervenendo e pare, ma questo è vero però, che a suo tempo abbiano costruito questo grosso complesso scolastico su un'area precedentemente occupata addirittura dalla Montecatini, industria chimica. Si sa che queste industrie, la posso dire per esperienza diretta, ho lavorato a Vicenza e anche lì li vedremo cosa è successo, quando poi lasciano il territorio, quando poi questo veniva solo 20 anni fa, non c'era, come dire, ci godeva e finita lì, insomma. E qui adesso c'è questo problema. E in entrambi i casi una indagine preliminare fatta con il radar, in questo caso con il georadar, scusate, avrebbe verificato in un caso la presenza dei sottoservizi e nell'altro caso la presenza di una discarica.
Non hanno fatto l'indagine georadar e il risultato è questo. Vabbè, scusate, andiamo avanti. Adesso vedremo alcuni esempi di indagini fatte, sempre con il radar, per la ricerca di ordigni. Premessa, quella che io faccio non è la bonifica bellica, ok? Io non mi sto sostituendo alle 3-4 ditte, poche ditte che in Italia fanno il bello e cattivo tempo e vanno alla ricerca di ordigni quando naturalmente c'è la necessità di farlo. Io faccio un'indagine preliminare con il radar, se lavoro dentro ad un'area urbanizzata, o con il magnetometro, come vedremo poi, se si lavora all'esterno, e limitatamente ai primi metro, metro e mezzo, che generalmente sono le profondità a cui le profondità che l'ingegnere come dire, ha in mente per, generalmente, non sempre naturalmente, per le fondazioni, siamo in grado di verificare la presenza di ordigni. Fino adesso, per fortuna, non ne abbiamo trovato nemmeno uno e fino adesso nessuno hanno lavorato su queste aree e nessuno è saltato in aria e io dormo, sono tranquilli. Però sa com'è, la geofisica è una scienza, però insomma ha ancora dei limiti interpretativi. Qui da sinistra a destra, qui siamo a Zanè, Vicenza, nell'area di una scuola elementare, abbiamo fatto un'indagine radar, non ha evidenziato nulla di interessante. Qui siamo a Lugo di Romagna, a Ravenna, nel 20. Questa è un'indagine su un'area molto estesa, un'area di laminazione. Adesso credo andranno di moda perché con la penuria idrica, e anche lì il comune, o meglio, non so chi, qualche società che poi sarebbe intervenuta a scavare, chiese un'indagine preliminare. Anche lì, per fortuna, non abbiamo visto nulla. Qui siamo a Goito, provincia di Mantova, e anche qui è un'indagine finalizzata sempre alla ricerca di ordigni su un'area all'interno di un plesso scolastico. Per fortuna non c'è nulla. Qui sotto siamo, scusate, siamo a Fortezza, Bolzano, siamo sulla destra orografica del fiume Isarco, che poi prenderà il nome di Adige, naturalmente, e lì una ditta locale ci ha interpellato, ci ha commissionato l'indagine per la verifica bellica. Andiamo oltre, qui siamo a Vicenza, dentro ad un'auto-officina, non so perché e per come, ma gli ingegneri che poi avrebbero messo mano a questa auto-officina avevano paura che nel sottosuolo ci fossero degli ordigni. E quindi anche qui per fortuna nulla di eccezionale. E qui siamo a un altro posto, un altro comune, vabbè, insomma, scusate. No, proprio no. Ok, vabbè. Qui siamo a Riesi, Pio X, Treviso, stessa cosa, per fortuna nulla di... non abbiamo trovato nulla, insomma. Ecco, questo qua è il... Ho fatto... si vede bene o devo diminuire la... Non so, se qualcuno mi dice... Va tutto bene? Va bene. Qui siamo... Sì, ingegnere, si vede benissimo. Grazie, mi scusi perché ogni tanto mi scappa la mano e allora parte l'immagine, abbia pazienza. Allora qui invece è proprio il lavoro fatto a Lugo di Romagna. Questa è l'area investigata, quindi non... Quello che abbiamo trovato, invece delle bombe, per fortuna abbiamo trovato questa lineazione, che ho indicato con le frecce, e che cos'era? Era un cavidotto di una, credo di avesse un diametro di 5-6 centimetri, 7 centimetri, quindi una cosa molto in plastica naturalmente, molto, che però siamo riusciti a vedere.
un domani, quando andranno a scavare, perché abbasseranno quest'area di circa 1 metro, dovranno tener conto di questa presenza. Vabbè, qui siamo durante il momento dell'indagine, con tanto di mascherina, perché eravamo in quel periodo lì un po' disgraziato. E questa è una sezione radar, e come potete vedere è una sezione radar lunga 50 metri, la profondità è di 2 metri, però, e il cavidotto è indicato da questa freccetta. Questa è l'anomalia, l'eco, prodotto dal cavidotto. Non è stato semplice vederlo. Poi questo cavidotto l'abbiamo visto in tutte le sezioni parallele a questa, capisce? Per cui siamo stati in grado di renderlo in planimetria, come sopra. E vabbè, comunque meglio un cavidotto che una bomba, tutti più tranquilli. Un altro esempio, sì, ho finito gli esempi della ricerca delle bombe. Invece questo qui è un esempio. Abbiamo parlato prima di ricerca dei sottoservizi, è interessante. Vabbè, la ricerca dei sottoservizi ha questa finalità. Vediamo se e dove, se esistono i sottoservizi, la loro ubicazione, che non sempre coincide con le mappe, questa è la mia, ma credo anche l'esperienza di molti ingegneri che lavorano, e soprattutto vediamo a che profondità si trovano questi condotti, questi sottoservizi. Qui siamo a Curtarolo, vabbè, insomma, un esempio. Si vedono i sottoservizi, o meglio, si intravedono. Qui siamo sempre a Verona. Anche qui abbiamo dei tratti in blu che sono i sottoservizi individuati in prossimità di quello che era il tracciato previsto per una nuova fognatura. Sotto un profilo proprio incidenti. Vabbè, diciamo così. Queste sono 3 sezioni molto interessanti, fatte sempre con la finalità di cercare sottoservizi. E le frecce blu indicano i sottoservizi ortogonali alla direzione in cui io mi sono mosso. Capite? Quindi li ho tagliati come si taglia una fetta di salame. E naturalmente si vede anche la profondità. Generalmente sono inferiori al metro, sono sui 70 centimetri. Qua sotto invece questa allineazione, questa bella immagine, bella insomma, così per me, ma diciamo più che bella, importante, chiara immagine radar, è l'immagine invece prodotta da una tubazione che non corre, che corre parallelamente alla direzione in cui io mi sto muovendo. Quindi quando incontro i sottoservizi ortogonali alla direzione in cui io mi muovo, li vedo sotto forma di piccole iperbole. Quando invece ho sotto i miei piedi o nel sottosuolo a circa 1,20 m di profondità, in questo caso era una fognatura, c'è un sottoservizio che si muove parallelamente a come mi muovo io, ottengo la lunghezza del sottoservizio. Quindi questo, anche qua naturalmente, anche qua abbiamo, questi sono sottoservizi che si vedono meglio di quelli precedentemente dimostrati, anche perché qui le dimensioni, cioè il radar è stato trainato per, mi pare, 15 metri, qui erano 50, per cui comunque ancora una volta, questi sono echi, le frecce rosse indicano echi, i sottoservizi sepolti a profondità tra mezzo metro e 1,40 m. Non so se si vede, ma è interessante, adesso proviamo. Eccolo qua. Qui nella parte alta, ripeto, non so se si vede, ma allarghiamo ancora, si dovrebbero vedere dei piccole iperboline
che altro non sono che, scusate, ognuna di queste piccole iperboli, le ho inglobate, trassegnate in questo rettangolo, ognuna di queste iperbole è l'eco prodotto dalla rete elettrosaldata. Credetemi, ogni metro ce ne sono 5, perché erano reti elettrosaldate a lato di 20 cm. Per dire questo, perché le possibilità del metodo sono notevoli. Naturalmente lo scopo di questa indagine non era tanto quello di verificare la presenza di una, non so, di una soletta in cemento armato, o di una, ma comunque le ho viste e le sto sottoponendo alla vostra attenzione. Abbiamo visto questo qua. Ecco. Adesso vediamo. Mio figlio mi ha lasciato qui. Ha ragione. Devo soltanto diminuire. Ok. Adesso vedremo alcuni esempi di indagini fatte all'interno di aree industriali dismesse. Qui sulla sinistra siamo, in entrambi i casi siamo a Vicenza, nel 2007 e nel 2006. Questa qui è un'area occupata dall'ex acciaieria Beltrame, ma siamo proprio a Vicenza centro quasi. E lì il comune voleva fare, credo che abbia fatto, non lo so, non ho più seguito il problema, voleva fare un garage sotterraneo, insomma, o comunque dei garage. E quindi mi ha chiesto, siccome se nel sottosuolo ci fossero degli oggetti, non so, cisterne, per fortuna non c'era nulla di tutto questo, c'erano solamente delle strutture metalliche, abbiamo visto la rete elettrosaldata, ma sono strutture che non creano problemi. Sulla destra invece siamo sempre a Vicenza, nella zona dove hanno poi costruito il nuovo cos'era? Il centro il nuovo tribunale, insomma l'area del tribunale. C'è il tribunale ma c'è anche dell'altro. È il motivo per cui non mi viene la parola giusta. Qui siamo in area Cotorossi, cioè un'area a suo tempo occupata da un'industria chimica. Era molto importante a Vicenza in quei tempi. Qua c'è lo schema dell'ubicazione dei profili e qui c'è una sezione radar, che adesso cercherò di allungare. Ecco, vabbè, poi dopo una sezione radar lunga circa 15 metri, in cui questa iperbole molto non è stretta, è allargata, così come questa serie di iperboli stanno a testimoniare la presenza di un serbatoio. La cosa è abbastanza normale. Nel sottosuolo di aree occupate un tempo da industrie chimiche, un serbatoio, in realtà ne abbiamo trovato più di uno, è un oggetto che si può ragionevolmente trovare. Procediamo ancora, se mi riesce, accidentaccio a me. Eccola qua. Questo è importante, è interessante perché siamo a Bologna. Io sono un analogico, non sono un digitale, come avrete ben capito. Vabbè, allora, ecco, qui siamo dentro ad un ex stabilimento a Bologna, meccanico. I progettisti hanno voluto che io indagassi sia l'esterno, quindi queste aree pavimentate, sia l'interno. La cosa interessante, vabbè, all'esterno abbiamo trovato tubazioni, condotte, questo era abbastanza prevedibile, insomma. Quello che non era prevedibile, delle prime volte che mi succede, è che in questa rappresentazione, si chiama slice, dovevo dirvelo prima, ve lo dico adesso,
mentre le sezioni radar, perché abbiamo visto fino a questa ad esempio, e quest'altra, è una sezione verticale, come se io tagliassi una torta a molti strati con un coltello e vedo i vari strati che compongono la torta. Questa è una slice, questa è la torta tagliata ad un'altezza soltanto. Cosa succede? Che le frecce stanno a indicare plinti di una precedente, insomma, ci sono dei plinti. Adesso non so se questo sarà un problema per l'ingegnere o meno, che ci metteranno le mani, però è interessante che in questa, che è una rappresentazione planimetrica, credo che siamo alla profondità di 1 metro, non l'ho scritto, però siamo lì, l'indagine radar ha evidenziato la presenza di queste anomalie che sono dovute a dei plinti. Non c'è altra spiegazione. Dovete fare un atto di fede, insomma. Qui siamo ancora nell'ambito delle indagini fatte all'interno di industrie. Qui siamo nell'ex magazzino ferroviario di Santa Lucia, Venezia, nel 2019. E abbiamo trovato all'interno una grande condotta. Poi abbiamo trovato queste sono alcune naturalmente delle sezioni fatte, ne abbiamo fatte un centinaio naturalmente. Ho riportato quelle che secondo me sono più chiare. Questa invece è probabilmente è un vuoto, non vuoto, è qualcosa, è sotto il pavimento attuale qua, attualmente c'è scritto. Qui c'è un riempimento di materiale molto riflettente che però non sono riuscito a capire che cosa fosse. Qua invece, vi avevo detto di un'indagine fatta all'interno di un'autofficina, benissimo. Non abbiamo trovato le bombe, per fortuna, però abbiamo trovato una vecchia condotta, che è questa qui, indicata dalle frecce, di cui naturalmente nessuno aveva conoscenza. Si parte per cercare, l'oro e si trova l'argento. Vabbè, possiamo andare avanti. Altri esempi. Qui siamo a Montagnana, l'indagine fatta all'esterno però. E abbiamo individuato una serie di sottoservizi a diverse profondità e siamo stati in grado anche di definirne l'origine. Le abbiamo definite però non solo sulla base della forma degli echi, ma anche avendo dei dati a disposizione, controllando il dato cartografico con il dato del radar. Il radar vede i sottoservizi, se sono in ferro si capisce subito che sono in ferro perché producono una forte riflessione, però di più anche sulle dimensioni non è che si possa dire molto. Si possono dire se sono piccoli, se hanno dimensione, se il loro diametro è la dimensione di 5 centimetri, o se sono un po' più grandi, ma non ci si deve accontentare di vederli e soprattutto di vederne la profondità. Adesso vediamo una serie di indagini fatte per l'archeologia. Qui siamo a Zevio. Ingegnere, scusi, ci sono un paio di domande. Sì, prego. La interrompo un attimo e No, gliele no, leggo. prego. Allora, un collega chiede: è possibile eseguire indagini simili con onde meccaniche tipo ultrasuoni? Vantaggi e svantaggi rispetto al georadar? No, perché i gradi... Allora, deve capire, io ho detto prima, ma forse non mi sono spiegato e mi scuso, che il tipo le dimensioni degli oggetti, quindi come dire, il grado di efficienza del metodo dipende dalla dimensione dell'onda. Le onde meccaniche non hanno dimensioni di pochi centimetri, capisci? No, le onde meccaniche vengono utilizzate, ad esempio, la sismica. Quello che chi ha avuto a che fare con la geofisica, la sismica, io non la faccio perché l'avevo iniziata nell'80 e poi non si può fare tutto e farlo bene. E poi è pesante, insomma, io sono... no, la sismica sì che usa onde meccaniche, prodotte sbattendo
battendo una grossa massa su una piastra e andando poi a verificare come le onde meccaniche si propagano nel sottosuolo. In realtà anche quello è, anche lì si ottiene una sezione verticale, ma non sicuramente con queste finalità. Però, ad esempio, l'utilizzo delle onde meccaniche è indispensabile nella ricerca petrolifera. Non tutti sanno che i giacimenti petroliferi di cui oggi, ahimè, avremo un disperato bisogno, non si trovano a caso facendo buchi qua o là, perché fare un buco una prova andando giù a 3-4 km costa milioni di euro. Quindi prima di fare un sondaggio, una trivellazione, diciamo, si fanno queste indagini sismiche che usano appunto le onde meccaniche e con le quali possono andare a 10, 5-6 km di profondità. No, la risposta è no. Se c'è qualche domanda, ben volentieri. Sì, ce ne sarebbe un'altra. Sì, certo. Il georadar è metodologia riconosciuta dal genio militare ai fini della bonifica bellica? E fino a che profondità? Le mie esperienze la esclude o quantomeno l'aveva esclusa fino a pochi anni fa. Sì, allora c'è, adesso non mi ricordo più, vabbè, devo essere cattivo. Insomma, certa gente, come dicevo prima, è ancora tolemaica, devono ancora fare la rivoluzione copernicana. Lo dico perché non si può star zitti. Allora, il georadar non ha la pretesa, è un'indagine di superficie, vedi i primi metri. Poi, naturalmente, si fanno indagini profonde e in questo caso si utilizzano le metodiche che vengono proposte dalle ditte che fanno la bonifica bellica, la BOB. Per quanto riguarda la legge, adesso dovrei andarmi, non mi ricordo più, sono uscite due, come chiamare, non lo so, due lucubrazioni del Ministero della Difesa, non so. Questo diceva, sì, è possibile fare un'indagine preliminare alla vera e propria indagine alla BOB, utilizzando il radar o il metodo magnetico, però, dice, siccome, ripeto, sono ancora tolemaici, limitando la profondità di esplorazione a 1 metro o poco più. I signori che hanno scritto questa elucubrazione non sanno che la geofisica è in grado di fornire dati, conoscenze su spessori superiori. Però anch'io, quando mi chiedono di fare un'indagine con finalità di tipo ricerca ordigni bellici, chiedo, ragazzi, ma voi fino a che profondità scavate? Beh, dicono 1 metro, perché le fondazioni sono superficiali, oppure stiamo facendo questa area dobbiamo abbassare questa area di laminazione di 1 metro, e allora lì io faccio l'indagine. Sulla base dei risultati io dico, fino a 1 metro non c'è nulla. Escluderei anche la presenza di ordigni al di sotto del metro, perché queste le mie indagini, il radar oppure il magnetico, non ha rivelato la presenza di ordigni. Però, lo dico, ma dopo voi fate l'uso che volete. A quel punto invece, se vedo che non è ancora mai successo, per fortuna, che nel primo metro oppure un po' sotto ho intravisto, ho verificato la presenza di un'anomalia che potrebbe essere prodotta da una bomba, dico, gente, state attenti quando scavate, oppure a quel punto, se pensate, che richiedete la bonifica bellica. Ma se non si vede nulla e se, ripeto, come dire, il disturbo antropico, chiamiamolo così, è limitato a 1 metro, io non vedo la necessità di fare la bonifica bellica, che tra l'altro viene fatta con dei strumenti, loro hanno un magnetometro, lo chiamano magnetometro, ma è poco più di un cercametalli, va bene? Ok. Non danno mappe,
piantano sull'aria, sul terreno delle bandierine ogni qualvolta lo strumento fa bip bip, che è una cosa da trogloditi, e poi chiamano il cliente sul campo e gli fanno vedere questa il campo con decine e decine di bandierine rosse. Sembra di essere in un campo di grano con i papaveri. Queste bandierine rosse stanno a indicare che il loro, tra virgolette, strumento ha fatto bip bip, ma un semplice tappo metallico fa bip bip, mentre invece il metodo magneto lo esclude, capisce? Però naturalmente nessuno vuole in questa nostra nazione andare contro le leggi, perché insomma. Però, ripeto, se uno mi chiede indagini belliche, io sempre dico cosa so fare, perché poi alla fine chiedo, faccio pagare, e i limiti non tanto della metodica, ma delle leggi, che però adesso permettono una prima indagine superficiale, a patto che non si facciano sondaggi. Invece cosa fanno quelli che fanno la Bob? Fanno vedere questa distesa di bandierine rosse, il cliente giustamente si allarma e allora dice, beh, facciamo anche l'indagine profonda, la quale effettivamente ha un senso, sia ben chiaro, e fanno un'indagine ogni 9 metri quadrati, mi pare. Quindi all'interno di quadrati di lato circa 3 metri, al centro fanno un buco, poi lì dentro mettono giù una sonda che anche una volta farà bip bip se nel sottosuolo la sonda incontrerà, non dico dovrà andarci addosso, ma se nell'intorno del sondaggio c'è qualche massa metallica. Io ho finito, posso andare avanti? Certo, grazie. Ok, no. Sì. No. Questo invece è un lavoro fatto sempre a finalità di ricerca archeologica, per conto dell'ENI, in Piemonte, non ricordo più dove eravamo, a Carpignano, sì. Lì dovevano fare, e credo che abbiano fatto, un pozzo esplorativo, si chiama Carpignano Sesia. Se uno va su internet e digita Carpignano Sesia, indagine, troverà tutta la mia relazione completa. Ma abbiamo fatto il radar e abbiamo trovato delle cose interessanti, almeno per me, non so, però in realtà abbiamo trovato più che delle strutture antropiche, abbiamo trovato quello che forse sono delle strutture, sono dei fossati e quindi il valore archeologico non era elevato, però la sovrintendenza comunque ha verificato, dove io avevo indicato con le frecce di diverso colore la possibile presenza, la possibile valenza antropica delle anomalie, ha fatto dei sondaggi. A me risulta che non abbiano trovato nulla, come più o meno avevo scritto io nella relazione, e quindi tutti contenti, tranne i padroni tranne quelli di Carpignano, che si erano opposti fieramente a questa. Era una ricerca di metano, tra l'altro, vedi come adesso tutte le cose tornano. Vabbè, andiamo avanti. Questo invece è molto interessante. Qui siamo a Novara, sempre una indagine con finalità ricerca archeologica, perché questa indagine ha interessato un'area dove andranno a costruire, non so, forse, un parcheggio sotterraneo. Naturalmente, quando la ditta mi ha interpellato, una ditta di Milano, adesso non ricordo il nome, insomma, una ditta di un certo, di alto lignaggio, chiamiamolo così, ho fatto l'indagine e questi sono i risultati. Anche qui, voi vedete la slice, cioè l'andamento del georadar, cioè l'andamento, dovremmo dire, l'andamento del campo elettromagnetico alla profondità grosso modo di 1 metro. Queste non sono sezioni radar, ma è una slice, cioè ho tagliato
a fette il sottosuolo, fino a che tra la profondità di mezzo metro e 1,5 metri ho individuato delle strutture. Le frecce blu individuano infatti muri, cioè individuano anomalie che io ho interpretato come muri, sia in questa che in quest'altra. È la stessa area, però siamo a due diverse profondità. Poi muri e fondazioni superficiale tra mezzo metro e 1 metro per lo più, e questo indica che queste fondazioni non sono romane. Novara era una città romana, era un carcere, mi dicono, ma sono fondazioni medievali. Adesso la soprintendenza sta verificando l'esistenza di questi muri o fondazioni e poi deciderà se procedere ad uno scavo estensivo. Dopodiché cosa fanno? Fotografano l'area con tutto quello che c'è dentro, sbancano tutto e l'area diventa edificabile. Per la presenza di queste strutture non inficia la possibilità di fare un parcheggio. Importante che nel primo metro e mezzo, la soprintendenza con i suoi archeologi verifica la presenza di quello che ho visto, fotografo il tutto e poi basta, insomma, poi ci può passare sopra con Caterpillar, per fortuna. Qui siamo invece sempre un'altra indagine fatta ultimamente all'interno della caserma Savorgnan a Udine. In questa caserma, io l'ho letto, c'era il comando del corpo d'armata della Prima Guerra Mondiale, quando, sì, prima di Caporetto. Comunque, lì stanno progettando di costruire, cioè, vogliono metterci le mani, insomma, su questo grande complesso, che adesso è inutilizzato, non è più una caserma, scusate, è una ex caserma. E anche qui mi sono abbastanza divertito. Abbiamo delle accidenti. Ecco, questa è una slice, cioè l'andamento di questo campo elettromagnetico alla profondità di circa 70 centimetri. Queste frecce nere indicano delle tubazioni, va bene? Poi ci sono altre anomalie, ma su cui non ho detto nulla perché non ero in grado di dire. Qui invece siamo a 1,5 metri quasi di profondità. Tutta questa zona è occupata da strutture archeologiche, da strutture come dire, lapide, resti di pavimentazioni, che solo lo scavo dirà se hanno una valenza archeologica o meno. Questa freccia nera invece è interessante perché è un pozzo a forma quadrata che non si vede in superficie, va bene? L'ho chiamato pozzo, in realtà potrebbe essere anche, non so se è un pozzo, non è un pozzo per l'acqua, ho chiamato pozzo per in realtà tutt'altra cosa. Qua, sempre all'interno della caserma Savognà, qui invece abbiamo veramente un risultato abbastanza notevole anche per l'ambiente in cui si è lavorato. Di nuovo le frecce nere, grandi e piccole, qua mi sono dimenticato di ingrandirle, stanno a indicare 1, 2, 3 muri. Questi sono muri o fondazioni, a circa 80 cm di profondità. Poi, quando dico 80, possono essere 80, possono essere 70, possono essere 90. Bisogna essere un po' elastici in questo. E qui, a 1 metro, Dio mio, imparerò, sarà troppo tardi, a 1 metro di profondità, in aggiunta ai muri che avevamo visto in precedenza, se ne vedono degli altri. Siamo a 1 metro, quelli di prima erano sugli 80 centimetri. Vuol dire che questa fondazione, presunta tale o muro, è più profonda di quelle che avevamo visto in precedenza.
Andiamo avanti, siamo sempre a Udine, che è una terra di conquista. No, vabbè. Qui siamo dentro, forse lei, Gini Mattiussi, conosce, siamo dentro al castello a Udine. A Udine c'è il castello di Udine. Non sono mai stata. Si vada se ha tempo di passare, si mangia un ottimo, come si chiama, fricco. Non è ideale per la dieta, ma insomma, vabbè. E questa zona, qui la foto è precedente all'indagine, questa è stata indagata con il radar, ma anche questa qui poi vediamo. Qui il mio collega, aiutante molto bravo, che sta, vedete, questo è il radar, questi sono due cordelle metriche distanti 1 metro. La registrazione è fatta a cavallo della prima cordella, al centro e su quell'altra. Quindi in pratica con una separazione di mezzo metro l'una dall'altra, che è un'ottima separazione, cioè un ottimo dettaglio. Questa qui è anche qui la slice, come diamo, accidenti. Ecco, vedete, questa specie di serpentone indicato con le frecce nere, altro è l'immagine di questo muro. E qui si vede soltanto in parte. Dopo che io ho fatto l'indagine, la soprintendenza archeologica ha voluto verificare se effettivamente fosse un muro, ma si capiva che non poteva essere che un muro, ed è un muro che è stato trovato a mezzo metro di profondità, e quindi anche questo non è un muro di epoca romana, ma anche questo qui è un muro medievale, se non addirittura di un'epoca successiva, rinascimentale. Finisco sempre con il castello di Udine. E qui siamo, questa è la zona che ho investigato, no, una parte, no, solamente questa, scusate, non tutta. Anche qui ho trovato, queste frecce rosse indicano una condotta. Allora, io dico che è veramente un bel risultato, perché abbiamo visto la condotta che poi gira e arriva qua. Qua l'area è finita, ma questa non ha valenza archeologica. Analogamente anche questa è una struttura, sì, una condotta che è più profonda di quest'altra. Infatti qui non la si vede, qui si vede meglio ed è sopra questa, è qua praticamente. Per dirvi che quando si fa questo lavoro questo è un lavoro che si fa in laboratorio naturalmente, si può ottenere l'andamento, si può vedere il sottosuolo a diverse profondità. E quindi si parte da mezzo metro, si va a 60 centimetri, 80, 1 metro e mezzo, poi appunto non si vede più nulla, che vuol dire che lì, oltre il metro e mezzo, il radar era cieco e si ferma. Però questo è un modo molto intelligente, ma non l'ho inventato io, per carità. Io l'ho tanto preso Poi qui invece ci sono, e questo è interessante, sono due strutture rettangolari e queste sono, poi me l'ha detto il comune, insomma, se me lo diceva prima mi risparmiavo di, vabbè, scusate, ma eccolo qua. Eccolo qua. Questi sono serbatoi dell'acqua sepolti e la cosa interessante, almeno per me, insomma, che dà un po' di gioia, insomma, relativa, queste due grandi iperbole sono la parte alta di questi due serbatoi, cioè questa sezione ha tagliato i serbatoi secondo l'asse minore e si vede perfettamente il tetto, come dire, il tetto del serbatoio e qui sotto il pavimento. Quindi possiamo ricavare anche un'idea di quanto era alto, quanto erano alti questi serbatoi. Vado avanti, ho quasi finito. Siamo giunti perché poi per quanto riguarda le indagini magnetiche ho meno esempi da fare. Questo invece, qui siamo nella chiesa parrocchiale di Caltana a Venezia, un'indagine fatta
con il radar digitale, per carità, digitale. No, era analogico digitale in quel periodo lì, 2004. Non avevo ancora comprato il nuovo. E qui abbiamo, ad esempio, vabbè, il risultato finale è questo. Si vede una tomba di fronte al, così, non ho molta dimestichezza con le chiese, ma insomma all'altare maggiore, credo sia così, una tomba. Si vedono le fondazioni, questa non è una slice, questa è una mia interpretazione, poi vediamo la slice, un'interpretazione basata su dei fatti concreti. E queste sono altre due tombe. Ecco da dove ho ricavato questo modello, diciamo, da qui. Questo qui, se riesco, maledizione a... Eccolo qua. Queste sono tre sezioni a diversa profondità, spero che siano chiare. Vedo il sottosuolo a mezzo metro, poi a 75 centimetri, adesso non ricordo bene, però so dove sono. E poi a 1,2 metri. Allora, vedete questo andamento? Questo è proprio questa qua, questa è la fondazione. Questa è l'immagine radar di questa fondazione. Poi si vede anche qui, anche questa qui fa parte di questa fondazione, e questa parte. Questa è la fondazione di una precedente chiesa, sulla quale poi è stata costruita l'attuale chiesa parrocchiale di Caltana. Questa è bella, in genere gli architetti vanno in bordo di giusto, no, però ai fini diagnostici non serve relativamente, sono importanti il radargramma e le sezioni slice. Però questa è la sezione 3D di questa tomba. Si vede perfettamente, come dire, si intravede, si capisce che è una tomba voltata, no? E si vedono l'ingombro. Da ultimo, accidentaccio, a me... La mano che... questa invece è una sezione radar, di quelle che abbiamo già visto, e questa è l'immagine radar di questa tomba, e questa è l'immagine radar di quest'altra. Questo per dirvi che queste tombe sono tombe molto grandi, sono delle piccole cripte forse, ma insomma si vedono bene. Insomma, il radar, quando lo si usa con un po' di intelligenza all'interno delle chiese, dà sempre dei buoni risultati. Se invece si vuole risparmiare su uno dei profili, uno pretende, facendo un profilo ogni 10 metri, di vedere cosa c'è sotto, vabbè, per punto io mi rinuncio, insomma. Perché poi dicono, Veronese ha fatto un'indagine isolata là e non ha trovato un incidente. No, non è che non ho trovato niente, io non lo faccio, cioè, o faccio, mi chiedo scusa, si può sempre arrivare a un compromesso, ma che non infici la validità dei risultati, no? È chiaro. È come se io vado dal medico e in qualche modo dicessi, mi deve fare una ecografia, un TAC con contrasto. Il medico dirà, ragazzo, ma sono io il medico che dispongo di che tipo di indagine non invasiva fate. Anche qui siamo dentro di una chiesa, due chiese anzi. Qui siamo nella chiesa romanica di San Basilio, provincia dell'Ariano Polese. Questa è una chiesa interessante, è una chiesa importante dal punto di vista archeologico. E dovevano fare dei lavori dentro e anche fuori. Ho fatto l'indagine. Allora, questa è una sezione radar secondo l'asse minore della chiesa. Infatti è larga 7 metri, è lunga 7 metri. La chiesa ne era circa 8, però capite? Qui è sempre la superficie, pavimento, profondità. Questa è l'immagine, l'eco, prodotta da questa tomba. Vedete? Questo è lo scavo, ma si era capito già subito che era una tomba. La cosa interessante è qui, o meglio, in questa sezione radar, questo eco è chiaro che non è una tomba, ma un muro. Questo muro è 2 metri all'interno della chiesa. Questo è il vecchio muro, o meglio la fondazione della vecchia del muro precedente, insomma. Cioè la chiesa è stata allargata non so quando di 2 metri.
questo era il muro della facciata, della vecchia facciata. Si vede benissimo, poi non si vede più nulla. Questa è una sezione fatta in questo senso, fatta secondo l'asse maggiore, e questo, o meglio, questo è il muro o la fondazione che crea questo eco. La cosa importante è che questo eco è a circa 2 metri dall'attuale facciata. Scusi, chiudo. Anche perché se sono esattori della tassa non ne voglio sapere. Allora, invece qua, voglio dire, è interessante questo, non c'era scritto da nessuna parte che la chiesa era stata ripresa e allungata. Adesso vediamo, andiamo avanti. Ah, qui siamo a Grado, anche qui all'esterno della basilica, all'esterno della basilica di Santa Eufemia a Grado. Ingegnere, scusi, alle 7:30 hanno impostato che si interrompa la connessione. Abbiamo detto di 2 E ore. io non so impostare diversamente, quindi non so cosa succederà. Potrebbe essere che continui. Allora facciamo il debito magnetico, così diciamo qualcosa, dai. Qualcosina, sì. Sì, sì. Porti pazienza. No, non siete d'accordo? Va bene, sa. Poi, oh Dio mio. Pazienza un attimo perché... Io pensavo, vabbè, ho pensato male, comunque lo stesso. Allora si farò vedere solamente quelle interessanti. Vabbè, quante storie. Accidenti, dove diavolo è? Eccolo qua. No, documenti. Andiamo avanti. Ah, quando ho fretta poi dopo non riesco a fare niente. E poi tra un po' penso, comunque dai, qualcosa riusciamo a fare. Scusa un attimo. Vabbè, no, faccio io, dai, vediamo se riesco a... Niente, perché ho dovuto cercare... No, non c'è problema, non è il problema mio. Windows, che cavolo è? Niente. Disco locale. Dove è Windows? Dove è Windows 8? No, questo è l'altro. Abbiate pazienza. Eccolo qua. Devo cercare... Aspetta. Niente, devo cercare un altro file. Come si fa a spostare? Eccolo qua. Conferenza. Niente. Spostamelo in là. Spostami in là. Conferenza. No, dove c'è conferenza? Conferenza. Ingegnere di Venezia. Lì. Ok, benissimo. No. Torni indietro. Aspetta. Conferenza Ingegneri di Venezia, ha detto. Eccolo qua. Sto arrivando, faremo quel possibile. Il metodo geomagnetico, sì, ok. Boh, basta. Cosa c'è? Dai che ha fretta che tolgono il collegamento. Questi 2 ore hanno fatto... Cosa fai adesso, Angelo? Lasciami stare, ci penso io. Quindi ci vuole già geomagnetico. Ok, fatela così. Ecco, perfetto. Sono cambiate le slide. Ecco, questi qua sono i magnetometri che ho usato. Questo è il magnetometro protoni e questo invece è il magnetometro al cesio molto più speditivo. Andiamo a vedere qua, beh, come si opera, anche qua si opera lungo profili, come con il radar, si cerca che i profili magnetici siano vicini l'uno all'altro. E qui abbiamo un esempio di indagine magnetica finalizzata alla ricerca di ordigni. Qua siamo a Zanè, questa è una mappa magnetica. Il magnetico non le permette di vedere la profondità dell'oggetto, sia chiaro, però può vedere la presenza di oggetti metallici ferrosi. Queste comunque io le ho interpretate come dovute a oggetti non a bombe. Un altro esempio, qui siamo invece
un'altra area, il Castel San Pietro Termini Bologna. Di nuovo, queste anomalie molto forti stanno a indicare che sono molto superficiali e non le ho interpretate come bombe e pare che tutto sia andato bene. Questo è interessante invece. Questa è un'indagine fatta nel bacino di fitodepurazione nel comune di Corressola. L'indagine magnetica ha rivelato la presenza di un metanodotto di cui non si conosceva la presenza. Quindi vediamo un po' se andiamo avanti. Qui invece siamo nell'ambito del Mose, ho fatto un'indagine con finalità archeologiche di questa zona, che siamo dalle parti di Chioggia, e abbiamo trovato una discarica di inerti, e quindi quando hanno fatto l'epoca porto, vabbè, qui sono due esempi di indagini magnetiche fatte con finalità archeologiche. Si vede qui a est dovevano ampliare il cimitero, questo è il cimitero. Ho fatto un'indagine magnetica, nell'84 si figuri. Qui sotto c'è di tutto, il comune non ha più comprato il terreno perché era impossibile, non lo si poteva realizzare, quindi il comune ha risparmiato dei soldi. Qui siamo sempre a est, su un'area dove adesso c'è un supermercato della Findes, questa zona investigata. Questa anomalia magnetica è prodotta da questa strada Palermo-Veneta. I progettisti hanno fatto il loro progetto non andando a intaccare questa struttura. Quindi, vabbè, questo è un altro esempio di... Vediamo. Qui siamo ad Aquileia, un'area molto grande. Qui dovevano fare un parco fotovoltaico. Ho fatto un'indagine... Ecco, finito? No. Ho fatto un'indagine magnetica. Per fortuna non c'era nulla di archeologico, ma interessante, abbiamo trovato un paleoalveo che non ha nessuna valenza archeologica, per cui l'impianto lo si poteva fare, solo che quando la sovrintendenza ha dato il placet, non c'erano più le agevolazioni per i parchi fotovoltaici, e poi i padroni del terreno hanno dovuto rinunciare al fotovoltaico. Sono cose che in Italia succedono. E questo è l'ultimo. Ok, questo lo metto perché anche questa qui è un'indagine finalizzata alla ricerca archeologica. Qui siamo all'Ova di Campagna Lupia, l'indagine magnetica parla da sé. Si vedono benissimo, questa sono due templi, ma le fondazioni di due templi. Questa è la sua, ad una profondità di circa 1 metro lo scavo. E quella invece questa è la prima immagine della città di Altino che ho fatto tanti anni fa. Questa area è un'area di circa 7 ettari. Ho fatto qualcosa come 70.000, accidentaccio a me, 70.000 misure come uno alla volta, ci aveva messo 2 mesi a fare l'indagine. Si vede perfettamente, queste sono le mura della città di Altinum, so. Qua si vedono delle strade interne, questo è un canale, però le prove sotto circa 1 metro, Altino si presenta, ancora adesso, come Venezia. Quindi quando hanno fatto Venezia, i sopravvissuti alle orde barbariche di Attila hanno costruito una nuova città, tenendo presente la vecchia città che avevano abbandonato. Visto che c'è tempo, faccio vedere una cosa. Vediamo. Sì, ecco. Questo è un esempio. Veronese. Vabbè. È l'età. Allora. Ok. Questa è sono stati sepolti dei bidoni, non l'ho fatta io questa cosa, l'hanno fatta a Roma, e questa è l'anomalia magnetica prodotta da questi bidoni in 2 dimensioni e in 3 dimensioni. Dimenticavo di dire che tutti gli oggetti di valore archeologico si possono vedere con il metodo magnetico. Allora, naturalmente, il metodo magnetico lo uso quando sono fuori dalle città. Città non si può usare
che c'è troppo disturbo. Il radar lo uso all'interno delle città. Il metodo magnetico, per certi versi, è ancora un po', non vuol dire che è più valido il radar, ma diciamo che è un ottimo metodo. E qualsiasi oggetto nel sottosuolo, non so, una tomba, una sepoltura in terra, una fondazione, un focolare, un forno, tutto quello che ha una valenza, tutto quello che è stato costruito dall'uomo nelle epoche passate, si può vedere. Naturalmente si devono usare degli strumenti buoni e non quelle specie di cercametalli di chi fa la Bob, come vedete sono molto critico, e poi bisogna fare tante misure. Non si può pretendere di ottenere un buon risultato se non si impiega del tempo sul campo. Poi naturalmente io ho iniziato a usare il metodo magnetico nell'80, 10 anni prima del radar, dell'esperienza ne ho, però ancora adesso qualche volta sono incerto sull'origine di una o l'altra anomalia, per cui anche se naturalmente, insomma, un'esperienza l'ho fatta. Io non so se siamo ancora collegati. Sì, sì, siamo ancora collegati. C'è anche una domanda. Sì, molto che volentieri. forse è arrivata al momento giusto. Va bene, speriamo. L'ingegnere chiede a che profondità opera il geomagnetico? Quali No, sono i sì, motivi sì. per preferire il georadar o il geomagnetico? Allora, se devo lavorare all'interno di una città, all'interno di un edificio, in prossimità di linee ferroviarie, non elettriche, le linee elettriche non danno problemi, userò il radar e non il georadar e non c'è trippa per gatti, va bene? Se invece sono all'aperto, fuori dai centri abitati e lontano dalle linee ferroviarie, uso il metodo magnetico. Non ha senso, mentre con il radar si può dire che possiamo andare a 2, 3, anche 5, anche 6 metri se usiamo l'antenna giusta, tenendo poi però presente che se usiamo antenne molto penetranti perdiamo in potere diagnostico, capisce? Okay? Sì. Quando usiamo il metodo magnetico non possiamo dire fino a che profondità arriviamo. Io vedo l'anomalia se l'oggetto che la crea è magnetizzato e se è, non so, un mattone, che le dicevo prima dell'incontro, è un mattone, un singolo mattone, perché un mattone incredibile è un magnete. Se lei avvicina una di quelle borse che si trovano nell'uovo di Pasqua a un mattone, vedrà che l'ago devia. Vuol dire che il mattone lì nel suo intorno ha alterato il campo magnetico terrestre. Capisce? Naturalmente questa alterazione è limitata a un'area molto piccola. Allora, se un mattone lo posso vedere anche a mezzo metro di profondità, immagini le strutture prodotte formate da più mattoni, le posso vedere a 1,5 metri, 2 metri. In Turchia, qui non ho con me, vabbè, ho fatto un'indagine nel 2000 per conto dei turchi, insomma, dei mammali turchi. Abbiamo trovato 2 strade romane del III e IV secolo dopo Cristo a 2 metri di profondità. Perché sono stati in grado di vederle e si sono viste bene? Perché erano costruite con il basalto. E il basalto è una roccia che crea un campo magnetico. Se le stesse 2 strade a quella profondità fossero state in terra battute, come a volte succede, no? Molte delle strade romane, anche quelle che passano per il Veneto o per i Friuli, non sono in basalto. Alcune sono in trachite, però quando sono dentro le città, quando escono in campagna, la trachite costava, quindi facevano le strade con il terreno, in terra battuta. Ecco, dicevo, se le 2 strade alla profondità di circa 2 metri, invece che essere state costruite con il basalto, con l'asta di basalto, fossero state costruite come spesso succedeva in terra, non le avrei viste. Quindi la profondità, capisco che è giusto la domanda, anch'io l'avrei fatta, però mentre ha un valore, un significato chiaro nel caso del georadar, nel caso del magnetico no. Nel caso del magnetico posso vedere anche a 3 metri. Ho trovato delle fornaci romane, ad esempio,
si sono viste a 3 metri di profondità, ma una fornace, se un mattone è visibile col magnetometro, immagini cos'è una piccola fornace, intendiamoci, le fornaci romane hanno le dimensioni dei vecchi forni del pane degli anni 40-50 qui nella pianura, non so se l'hai mai visti quei vecchi forni, ecco, però è grande, avrà una decina di 5-6 più metri cubi di materiale cotto. La cosa che non ho detto è quella una fornace la vedo anche se è 4 metri, quindi la possibilità di vedere oggetti, maledetto questo qua, di vedere oggetti dipende dall'oggetto che sta, se l'oggetto è in grado di alterare più o meno il campo magnetico terrestre. Ed è chiaro che se l'oggetto è profondo, la sua alterazione deve essere forte perché io lo veda. Se l'oggetto profondo è poco magnetico, non lo vedrò. Comunque, ripeto, il metodo magnetico in ambito archeologico è il più usato. Perché non viene usato tanto? Molto semplicemente perché la maggior parte di chi fa geofisica non ha il magnetometro al cesio che ho io, no, non perché sia più bravo, ma perché l'ambito archeologico è stato uno degli ambiti in cui ho esercitato e ancora esercito. Quindi, ripeto, finisco. Se siamo in aperta campagna, se non ci sono disturbi magnetici, ripeto, le linee elettriche non creano problemi, sono linee ferroviarie anche a distanza di 1 chilometro. La linea Padova-Venezia, ad esempio, io ne vedevo l'influenza a 2 chilometri di distanza col magnetometro. È chiaro che quando passa il treno i valori che io registro sono tutti sballati, però non so, quando vado a elaborare i dati, se quelle anomalie sono legate al passaggio del treno lontano o se sono veramente anomalie dovute alla presenza di strutture nel sottosuolo. Capisce? Ecco, l'unica, se non ci sono elementi che possono inficiare la validità delle misure e l'unico elemento, ripeto, sono le linee ferroviarie, io l'ho fatte, poi le spiego. Il metodo magnetico è preferibile anche perché in campagna il terreno non è livellato come può essere su una piazza, su una strada, e se uno spinge o traina l'antenna, questa è soggetta a un movimento, non so se si chiama il rollio, beh, insomma, e questo crea dei falsi echi, capisce? Allora, se siamo, ripeto, poi mi scuso se mi sto ripetendo, in città, dentro gli edifici, il georadar lo si deve usare sempre con intelligenza. Se siamo fuori e non ci sono problemi di natura di noise, di rumore magnetico, il metodo magnetico, che è quello che ho usato adesso, come dicevo poc'anzi a Precenicco, mi scusi, è il metodo più valido. Però con il metodo magnetico non è facile definire la profondità dell'oggetto. Non è facile, il più delle volte è impossibile. Mentre invece è possibile con il radar. Se ci sono altre domande io ben volentieri, finché c'è il collegamento sono qua. Tanto oggi mangio più tardi, alle 8:30, quindi non c'è problema. Dica. Guardi, per il momento mi sembra di no. Vediamo se magari qualcuno fa qualche domanda, visto che siamo ancora quasi tutti collegati. Allora ne approfitto. Qui ci sono le modalità operative, del metodo magnetico. Si vede? Sì, sì, si vede. Ok, allora l'indagine viene fatta lungo i profili e si registra il modulo del campo magnetico terrestre, non il vettore. A noi non interessa la direzione del vettore né il verso. A noi, plurale maestatis, ma non è il caso, interessa il modulo, quanto è grande, quanto è intenso e non in che maniera è disposto. Poi la distanza tra i profili deve essere scelta in base alle presunte dimensioni degli oggetti nel sottosuolo. Comunque, generalmente le misure vengono fatte su profili distanti l'uno dall'altro 1 metro e a volte anche mezzo metro. I tedeschi 25 centimetri, ma i tedeschi si sa sono fuori dal mondo e posso assicurarle che le misure ogni metro vanno incontro alle esigenze di scientificità e alle esigenze anche di cassa del cliente. Non è necessario
fare misure ogni 25 centimetri per vedere perfettamente se quell'angolo è di 90 gradi, se quel muro capisce, non ha importanza. Allora, vabbè, le misure, io adesso uso un magnetometro al cesio, che non le so spiegare il funzionamento, si basa su dei fenomeni quantistici che io, vabbè, un po' di fisica la conosco, ma non fino a questo livello. Comunque è uno strumento, vediamo se, sì, l'ha visto, che permette uno cammina lungo il profilo, cammina, e il magnetometro registra, fa 10 misure al secondo. Quindi se io faccio 1 metro e mezzo ogni secondo, che è un passo accettabile, io campiono il campo magnetico lungo quel profilo ogni 10-15 centimetri. Quindi ho una ridondanza di dati. Comunque è meglio averne di più che di meno. Poi in fase di elaborazione si opera in modo si interviene. Eccolo qua. I dati vengono corretti? Vabbè, per effetto delle... allora, bisogna dire una cosa, questo tipo di correzioni la faccio a volte sì, a volte no. I dati magnetici che io ho ottenuto in una giornata di lavoro, il dato che ho ottenuto alle 8, nella posizione x con 0 e y con 0, non è confrontabile col dato magnetico che ho ottenuto in coordinate x e y generiche non lo so, a mezzogiorno, perché purtroppo nell'intervallo di tempo intercorso fra queste due misure il campo magnetico terrestre maledetto è variato, è come il mare varia, e allora naturalmente non possiamo mettere insieme questi dati perché non avrebbe senso. Ci sono metodiche sul campo che permettono di eliminare quella che si chiama la variazione diurna del campo magnetico terrestre. Oppure, però non dico come faccio perché questa l'ho trovata io e me la tengo, si può anche su dati non magneticamente corretti per la variazione diurna in campo effettuare una variazione con degli algoritmi, insomma, qui si entra un po', un piccolo segreto, me lo tengo, me lo porterò via con me. Neanche mio figlio lo dirà. E si può veramente elaborare questi dati e ottenere dei dati corretti. E questo naturalmente, vabbè, a volte faccio la correzione avvalendomi di un secondo magnetometro sul campo, e a volte invece, quando non è possibile avere un secondo magnetometro o per dei motivi che adesso non sto a elencare, non è possibile, si può eliminare questa variazione diurna, che va eliminata, altrimenti le mappe che si ottengono non hanno valore. Si può farlo in fase di elaborazione dei dati. Poi le mappe si possono rappresentare in 2D o in 3D. E dico sempre, le mappe in 3D fanno contenti gli architetti, e io sono contento che gli architetti siano contenti, ma in generale gli ingegneri che sono un po' più pratici giustamente chiedono di capire. E allora, per capire dove sono le anomalie magnetiche, i dati vengono ad esempio, ecco un esempio, vengono presentati in formato 2D. Questo è un lavoro fatto a Adria, su un'area, perché il geometra stava scavando le fondazioni, a un certo punto ha incocciato in un vecchio pozzo metanifero degli anni 50 e mi ha chiamato disperato perché aveva paura che ce ne fossero degli altri. Lei lo sa che negli anni 50-60 ci fu la corsa al metano nel Polesine, che portò alla rovina decine di famiglie. Abbiamo fatto l'indagine magnetica, non abbiamo visto altri pozzi. Un pozzo metanifero è in pratica un tubo metallico del diametro di 5 centimetri, così non è. Però in compenso abbiamo trovato che quella zona, che quell'area, alla profondità probabilmente di circa 70 centimetri, c'era una discarica di inerti. Tutte queste anomalie sono prodotte, lo so perché si capisce, sono prodotte da tondini presenti nel calcestruzzo. Avranno demolito qualche edificio lì attorno, e che cosa hanno detto? Beh, lì c'è un'area bassa, vediamo di pareggiarla. Hanno coperto
portando i ruinazzi, come si suol dire in italiano forbito, e chi ha comprato il terreno su cui poi hanno edificato, per carità, non sapeva della presenza di queste discariche e quindi hanno dovuto bonificarla, insomma, portarla via. Questa è una mappa 2D. Prima non l'avevo, accidenti a me, entriamo qua. Ok. Gli ambiti di applicazione. Allora, la ricerca, anche qui, di serbatoi interrati, detriti ferrosi, tubazioni, discariche, si vedono molto bene le discariche, ordini bellici, strutture archeologiche di tutti, dall'epoca romana all'epoca del bronzo, anche addirittura, non dico, sì, del bronzo, dopo i reperti dell'età del Paleolitico, no, i paleoalbi. Volevo dire un'altra cosa, c'è una legge che dice, che si chiama archeologia preventiva, vediamo se la trovo qui, ce l'ho messa da qualche parte, eccolo qua, sì. Eccolo qua, leggo così non faccio errori. Allora, nell'ambito della salvaguardia dell'archeologia, dice le linee guida per la salvaguardia archeologica e ambientale si trovano all'articolo 28,4 del decreto legislativo 42/2004 e poi naturalmente come facciamo del male ce ne facciamo così di più. Poi ulteriori linee guida finalizzate alla salvaguardia archeologica e ambientale sono invece all'articolo 25 del decreto legislativo 50/2016, quindi più vicino a noi, dove c'è scritto che cosa si deve fare, insomma, dove bontà loro, a un certo punto in questa, anche qui scritto coi piedi naturalmente, perché quando intervengono in settori scientifici, tecnici, e queste norme fanno acqua da tutte le parti. Ad esempio, dicono, se un'area è potenzialmente ecologica, vabbè, facciamo un rilevamento di superficie camminandoci sopra e questo va bene, per carità. Se uno ci cammina sopra, vede qualcosa, qualche pezzettino di ceramica, dice, va, forse sotto c'è qualcosa. Naturalmente non vuol dire che sotto non ci sia nulla, perché se le strutture sono profonde, l'aratro non le ha distrutte e non le ha portate in superficie. Comunque, se ci sono dei piccoli pezzi di mattone, delle piccoli pezzi di ceramica, e gli archeologi li sanno riconoscere, è chiaro che quella zona diventa di possibile interesse archeologico. Poi dicono, facciamo dei sondaggi meccanici, con la trivella, e poi si possono fare le indagini geofisiche e le indagini geochimiche. Allora, come dicevo prima, nella medicina, prima si fa la diagnostica non invasiva, l'ecografia, l'attack e qualche altra cosa, e poi eventualmente il chirurgo interviene. Quindi anche in ambito archeologico facciamo pure le indagini di superficie camminando sulla superficie, ed è un'ottima cosa. Però dopo, se avete il sospetto che sotto c'è qualcosa, non fate i sondaggi meccanici o trincee, fate prima un'indagine geofisica, la quale, ripeto, è in grado di dirvi dove sono le strutture. A quel punto, volete verificare che il geofisico non fosse quel giorno ubriaco? Ok, fate i sondaggi, aprite qualche trincea, là dove il geofisico vi ha indicato le anomalie. Finisco. Si parla di indagini geochimiche. Sfido chiunque ad andare su internet e trovare esempi di indagini geochimiche finalizzate alla ricerca archeologica. Questa è ignoranza grassa, pura. Cioè, mentre ci sono centinaia di migliaia di indagini geofisiche, magnetico, georadar, geoelettrica, l'indagine geochimica ne troverà in tutto 10. Perché? Le indagini geochimiche si basano sulla ricerca dei fosfati.
Queste indagini geochimiche vanno bene se vengono applicate nella steppa dell'Asia centrale, dove non c'è vita, dove al massimo è stata calpestata dai cavalli degli Unni, ma non dalle altre parti dove da secoli i contadini utilizzano i fosfati, ad esempio, no? Per rendere un po' più produttivo il terreno. Quindi trovare i fosfati, a parte che è costoso, perché è una ricerca chimica, bisogna fare i sondaggi. Allora, questo dà l'idea, purtroppo, dell'ignoranza mostruosa, di tipo caprino, direi, come direbbe, vabbè, lo Sgarbi, per carità, lo cito solo incidentalmente, ma non nulla a che fare con lui. Ripeto, ignoranza veramente bestiale. Chi ha scritto quelle note non sapeva e non sa ancora purtroppo di cosa sta parlando. Non è possibile. Forse anche voi nella vostra quotidiana come dire, battaglia con le leggi del Gine vi sarete trovati a delle normative che insomma scritte in maniera caotica, farraginosa, di difficile interpretazione, o no? Io ho questa idea. Comunque, indagini geochimiche in Italia no, assolutamente no, anche perché, ripeto, costano una vacca di soldi. Per fare indagini geochimiche bisogna fare delle carote, estrarre la carota e portarla in laboratorio e andare a cercare i fosfati. Non è una roba di poco conto, capisci? Certo, certo. Prego. Va bene, ingegnere. Io Mi sa che delle... adesso abbiamo veramente terminato il tempo. E sono le 8, tutto sommato. Ho corso un po', dico io a chi è stato con noi, non so se da qualche parte c'era la mia email. Lei ha la mia email? Io... Sanveronese1, può scriverla? Sanveronese 1 in cifra, sì. @gmail.com. A chiunque mi può chiamare, se mi chiama perché mi può dare un incarico, sono contento, ma anche se mi chiama per avere un'indicazione, se mi chiama, succede, per sapere se è il caso di farlo o meno, io rispondo sempre. Non è, come dire, la politica, diciamo così, usando un termine siamo a perdere, politica mia, come dire, produrre false illusioni, false aspettative, che poi, come dico, alla fine vengono pagate, ma preferisco rinunciare a qualche indagine se so già in partenza che non saremo in grado non avremo successo, non perché i metodi non siano validi, ma perché le condizioni ambientali non lo prevedono, non lo consentono. Quindi io quando vado fuori a fare indagini, qualche volta ottengo il 100%, diciamo così, a volte ci si limita al 60, 70, però nessuno fino adesso, e spero neanche per i prossimi 5 anni, potrà dire che ho sbagliato l'indagine per ignoranza, per presupponenza. Lei sa che spesso presupponenza e ignoranza vanno insieme, purtroppo. Purtroppo. Ho fatto un discorso da parroco alla fine, ho fatto anche il pistolotto. Cosa volete dire? Bene, ingegnere. Per me è stato piacevolissimo. A parte Io ho scritto in chat la sua mail, quindi tutti ce l'hanno. Ok, comunque possono mandarmi un'email, io in tempi ragionevoli rispondo, oppure mi possono chiamare. Vabbè, poi se mi chiamano, se mi mandano una mail, do anche loro il numero di telefono, per carità. Adesso se me lo chiede non so il numero del mio cellulare, anche perché non mi chiamo mai, per cui... Va bene, ma in caso possono chiedere in no, segreteria. non abbiano, non dico timore a chiedere, poi, ripeto, ognuno di noi coltiva il suo proprio orticello, quando esce è chiaro che può andare incontro a degli errori, ma non sono errori. Io non mi metterei mai a progettare, non so, un cavalcavia, ma neanche un garage per la macchina, voglio dire. Ecco. Per cui capisco benissimo che, insomma, in questa valle di lacrime bisogna sforzarsi, per quanto possibile, di vendere quello che si sa veramente. Poi dopo ognuno fa quel che vuole.
Va bene, la ringrazio ancora. Io ringrazio Buona lei. serata. Sì, ma alla Ringrazio tutti i partecipanti. Prego.